per fabbricare consensi facili, esattamente come avvenne con il termovalorizzatore, quando Lombardo, vice sindaco di Catania, presidente della provincia, diceva il futuro del termovalorizzatore, e poi in un contesto modificato lo stesso Raffaele Lombardo dice guerra ai termovalorizzatori. Al di là, come dire, dei vizi, dei debiti di coerenza in capo a questa persona, a me sembra che perdano forza, sostegno, significato le cose che ha detto nell'uno e nell'altro caso. Questo riguarda anche questa battaglia di grande dignità che è stata fatta sul ponte in nome della Sicilia. Io metto un'altra cosa, vuol dire, decide di non fare un istituto per i trapianti che per la prima volta trapianta in Sicilia il fegato, per il quale o si crepava o si trovavano i soldi per andarsene a 1000 chilometri di distanza. Non vuol dire il ponte sullo stretto, è come dire non facciamo l'università normale a Pisa se prima non abbiamo risolto la qualità complessiva di tutti gli atenei italiani. È una questione di eccellenza che interviene direttamente sul diritto alla vita, alla sopravvivenza fisica dei cittadini siciliani. Il ponte sullo stretto non interviene sul nulla, anzi, oltre alle devastazioni che determina, alla voragine finanziaria che rappresenta, e anche l'immobilizzazione di alcune risorse. Le ferrovie italiane sono tra i soci che parteciperebbero a questa impresa, che verranno naturalmente sottratte, tagliate, decurtate ad altre voci. Quindi comunque aprire un cantiere sul ponte sullo stretto vuol dire togliere comunque risorse in altro modo e su altre voci allo sviluppo siciliano. Ultima annotazione, io mi auguro che il senso di questa piacevole, amabile discussione poi un po' interroghi anche, che non stiamo parlando soltanto di Raffaele Lombardo come se fossimo in una teocrazia, c'è Lombardo e c'è un'assemblea regionale che gli garantisce la maggioranza, e dentro questa assemblea regionale c'è il Partito Democratico che gli garantisce la maggioranza. Il Partito Democratico proviene da un partito nel quale molti di noi militarono, che si chiamava DS, Democratici di Sinistra, che all'ultimo loro congresso, ripeto, in una situazione in cui il ponte sullo stretto di 6 anni fa non è così diverso da quello di oggi, stiamo parlando della stessa cosa, l'unica differenza è che oggi costa di più. Votarono all'unanimità, su proposta del partito siciliano, un ordine del giorno in cui si diceva: il partito, i democratici di sinistra investono il futuro partito democratico nel dire che noi questo ponte non lo vogliamo, non per pregiudizio ideologico, ma per sostanza tecnica, civile e politica dei fatti. Io mi chiedo, e lo chiederemo se ne avremo mai l'occasione ai nostri amici del Partito Democratico, come si riesca a mantenere il filo della coerenza in tutto quello che si fa. Per cui da una parte il ponte sullo stretto non si fa, dall'altra se Lombardo scimmiotta la necessità di affidare il futuro e la rinascita della Sicilia al ponte, si fa finta di nulla. Da una parte la questione morale e questione centrale, dall'altra non ne abbiamo parlato stasera, ma visto che è stato fatto un accenno, io mi metto anche dalla parte degli elettori del Partito Democratico, si trovano a sostenere un governatore il quale, ahimè, per noi e per lui, è attualmente indagato per concorso in associazione mafiosa e che si è rifugiato fino adesso sotto la gonna di un procuratore della Repubblica compiacente a Catania. Ma forse il giorno in cui la giustizia a Catania avrà la stessa qualità dei giudici di Berlino o quelli di Palermo, forse questa vicenda si concluderà prosciogliendo o rinviando a giudizio, offrendo una certezza ai cittadini siciliani, ma fino a quando quel giorno non arriverà, noi oggi siamo ancora con un partito di fiere tradizioni, come il Partito Democratico, che continua a prestare il proprio sostegno acritico a un Presidente della Regione che comunque non un sospetto che è stato istigato dagli avversari politici, ma un'ipotesi di crimine che è stata formulata da alcuni magistrati, la contiene ancora lì come un macigno di pietra sul proprio percorso istituzionale. Io in questo mi auguro che ci siano momenti e occasioni in cui la parte del PD, per il futuro di questo partito e di un possibile centro-sinistra che al momento attuale in Sicilia non esiste, si fa la capacità di qualche parola di verità sulle ragioni per cui fino ad oggi il Partito Democratico ha sostenuto al governo Raffaele Lombardo. Sì, però io